Si è svolta oggi la prima attesissima giornata del presepe delle scuole, il matinée dedicata agli istituti della provincia di Agrigento e non solo. È stato un successo straordinario che ha visto la partecipazione di oltre 1000 bambini accompagnati dai genitori e dagli insegnanti, trasformando il presepe vivente di Montaperto in un luogo colmo di entusiasmo, stupore e sorrisi. È stato emozionante vedere piccoli visitatori immergersi nell'atmosfera del presepe, trafiguranti antichi mestieri e ambientazioni fedelmente ricreate. I presenti hanno potuto gustare i prodotti tipici della tradizione locale, osservare da vicino gli artigiani all'opera, dallo Scarparo alla Vannara, che con le loro mani hanno riportato in vita arti e mestieri di un tempo. Il cuore più suggestivo del percorso resta come sempre la Natività, collocata in un contesto che ha rievocato con grande autenticità l'antica Betlemme, offrendo ai visitatori un'esperienza intensa e profondamente evocativa. Nino Amato, montapertese da sempre ideatore del presepe vivente, ha espresso la sua profonda gratitudine, ringraziando di cuore i montapertesi che con dedizione e spirito di comunità lavorano ogni anno per la riuscita di questo grande progetto, ringraziando le forze dell'ordine che garantiscono sicurezza e supporto costante. Il presepe vivente di Montaperto proseguirà con la seconda giornata dedicata alle scuole il 16 dicembre dalle ore 9 in poi, mentre l'apertura al pubblico è prevista per il 26 dicembre, 28 dicembre, l'1, 3, 4 e 6 gennaio 2026. Sì, è la giornata in cui ci rende veramente particolarmente felici vedere questi bambini che sono veramente con il viso contento, pieno di gioia, perché vedono delle cose bellissime in un'atmosfera natalizia che abbiamo creato con i canti, i suoni, i giochi dei bambini, ma anche tante cose da assaggiare per i bambini. Noi siamo veramente molto soddisfatti quando vediamo la strada e i cortili pieni di tutte queste scolaresche che sono arrivate dalla provincia ma anche fuori provincia. Questo è un motivo di grande soddisfazione che ci ripaga dalle tante fatiche per almeno 2-3 mesi e che lavoriamo tutti i giorni. Qui ci sono almeno una trentina di volontari che costruiscono il presepe, che lo rendono ogni anno sempre più bello. Ricordiamo le date anche per i serali. Il serale riusciamo a creare un'atmosfera bellissima di colori, di suoni, ma un'atmosfera magica perché creiamo anche tantissime occasioni di artistiche, teatrali e tantissimi assaggi tipiche della nostra tradizione e del nostro territorio. Ricordiamo le date, il 26 ci sarà l'inaugurazione come sempre alle ore 17:30, gli altri giorni saranno il 28 dicembre, poi giorno 1, 3, 4 e 6 gennaio con l'arrivo dei Re Magi, per cui vi invitiamo tutti a venirci a visitare, perché come ogni anno e quest'anno ancora di più il presepe è molto più ricco di assaggi, molto più ricco di artisti, quindi passerete un pomeriggio in allegria, un pomeriggio in serenità, ricordando l'antico Natale con le nostre tradizioni.